Il Manfredini, che si è sviluppato dal 1879 in poi, ha avuto una flessione, una contrazione direi, negli anni 80, 90, perché il tipo di studente che veniva qua, che doveva pagare la retta, perché noi istituto privato, non è nessun contributo da nessuno, allora l'istituto era sostenuto dalle famiglie in fondo, no? Negli anni 90 si è provocata il cambio, cioè è morto il vecchio Manfredini e è rinato un nuovo Manfredini con i giovani, i più bisognosi, perché sono i giovani che non vogliono fare le scuole superiori, che non hanno forse nemmeno molti le capacità teoriche per farle, altri che facilmente andrebbero allo sbando se non ci fosse un'opera come questa che raccoglie i giovanotti che vogliono imparare un mestiere, quindi centro di formazione professionale. Ecco. Ma la struttura come tale stava diventando fatiscente, poi non più a norma. Allora è iniziato questo lavoro di messa a norma dell'istituto come tale e anche per trattare di recuperare e riportarlo all'antico splendore. Quindi è anche una rinascita, direi, del Manfredini sotto vesti nuove per i giovani di oggi e soprattutto i giovani che hanno più bisogno di una formazione concreta, professionale, per imparare per il futuro operaio, per il lavoro, perché noi Sì, siamo sì, per sì, i sì. giovani. E direi che è riuscita benissimo il recupero di questo istituto, Sì, sì, insomma abbiamo realmente, visto dei realmente. saloni meravigliosi. Anche i relatori di questa mattinata hanno ricordato più volte il ruolo non solo formativo dell'istituto, ma soprattutto educativo, Sì, sì, anche in sì, 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 sì. un'ottica Sì, sì, ma religiosa, insomma, i salesiani. soprattutto gli esalievi, avete visto quello del Salievo che ha concluso la sua intervento dicendo che qui a Manfredini ogni giovane di oggi rientrerà sempre il sorriso salesiano che lo accoglie, Sì. ma noi vogliamo i giovani per aiutarli a diventare buoni cristiani e onesti cittadini e a Mhm. volte questi ragazzi arrivano come arrivano, no? Bisogna raccoglierli, proprio aiutare pian pianino a recuperare la loro dignità, il loro impegno, farli crescere nella vera libertà, non nel libertinaggio, tirarli fuori a volte dai vizi, mm? Tirarli fuori dalla superficialità e pian pianino, no? Riusciamo a costruire insieme con i nostri collaboratori. Salesiani siamo 7, no? Direttamente impianti con i giovani siamo 5. Ma poi abbiamo i collaboratori laici, i professori, Mhm. no? Che sono qui e insomma sono il nostro braccio destro e il braccio sinistro per portare avanti questo lavoro. No? Pensate che noi tutti i giorni i ragazzi quando arrivano li raccogliamo nella sala e sono 270-300 ragazzi che arrivano qua e tutti i giorni abbiamo un messaggio parlato, proiettato con PowerPoint o con qualche spezzone di film, con qualche no. Tutti i giorni arriva un messaggio per la formazione umana, la formazione professionale, la formazione cristiana, la formazione morale. eh. Uno pensa, noi seminiamo, qualcosa crescerà, no? Cerchiamo anche di riammollire la terra perché se entri dentro e metta radici, qualche cosa crescerà, vogliamo che crescano come onesti cittadini e buoni cristiani, è quello che diceva Don Bosco. Del 1871, già la casa piena di ragazzi. I salesiani erano arrivati un anno e mezzo prima. Per alcuni mesi hanno avuto solamente un ragazzo povero abbandonato nella zona. L'anno seguente ne avevano 50-60. Qual è la sfida che attende il Manfredini nel prossimo futuro? Noi siamo chiamati costantemente a rinnovarci nella capacità di capire e accogliere i ragazzi e vedere, trovare quella strada, come diceva Don Bosco, ogni ragazzo ha un punto del cuore dove si può entrare nel suo cuore per aiutarlo a crescere, trovare il punto giusto per entrare e riuscire a sti ragazzi a farli crescere dal di dentro. Questa è una sfida che tocca ogni generazione, di quei ragazzi di oggi non sono quelli di 10 anni fa, cambiati molto. Adesso sono i telefonini e sono attaccati a mille cose superficiali, non hanno più, 10 anni fa, 20 anni fa i ragazzi avevano più profondità, avevano anche una cultura direi,
razionale, mentale, intellettuale. Oggi i nostri ragazzi hanno una cultura dell'immagine, vedono, ma il pericolo è che non pensino. E noi dobbiamo aiutarli a pensare, ma anche a riflettere su quel che hanno guardato di scegliere, perché se vogliono essere persone umane, persone libere, scegliere quello che è giusto, quello che è bello, quello che è buono, quello che è sano, per rifiutare quello che è sbagliato, quello che è storto, quello che è una rovina per loro, no? Usare la ragione proprio per distinguere il bene dal male. Questa è una sfida molto grande. Poi la sfida è sempre anche quella di poter mantenere l'ambiente all'altezza che deve avere un ambiente, una struttura come questa. Qui dal Manfredini ne è venuto fuori anche qualche personaggio grande e importante. Ecco, sì, qualche nome. Uno, avete sentito che è stato anche citato Sgarbi, Sì, 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 il sì. quale parla molto bene di Manfredini, ma lui poi in certe cose ha preso una piega diversa da quella che abbiamo cercato di seminare noi in lui, no? Ma abbiamo avuto qui un personaggio che è diventato poi, era studente qua, ragazzo, giovanotto, e ha detto ma anch'io voglio essere salesiano. Era un ragazzo qui del paese, della Padovana, della Padova, parte alta della Padovana. È diventato prete, è diventato il quinto successore di San Giovanni Bosco. Don Renato Zigiotti, famoso, è stato rettore e superiore generale di tutto il mondo dal 52 fino al 66.